guerriero non può abbassare la testa, altrimenti perde di vista l'orizzonte dei suoi sogni. Eric lo sa bene perché da quando nel 2013 gli hanno diagnosticato una leucemia linfoblastica acuta, lui non ha mai smesso di lottare, non ha mai abbassato la testa, da vero guerriero. E in occasione della giornata mondiale contro il cancro infantile, la sua storia diventa un esempio per tutti, perché Eric, grande appassionato di calcio, sta vincendo la sua sfida più importante grazie all'amore della sua famiglia, ai medici, ma soprattutto grazie allo sport. Lo sport mi ha aiutato tanto fin da quando avevo 8 anni, da quando mi è stata diagnosticata la malattia. Mi ha sempre accompagnato nel mio percorso di cure chemioterapiche, mi ha accompagnato dopo e mi accompagnerà per tutta la vita. Dopo una lunga riabilitazione, Eric è tornato in campo, a giocare sul serio, a sfidare gli ostacoli di una vita che lui non ha mai voluto aggirare, perché al suo fianco ci sono sempre stati i genitori, il fratello Kevin e la sorella Denise. Mi hanno detto che in pratica la malattia erano gli avversari e io dovevo con la palla scartarli e fare gol. Quindi vuol dire salvarmi. E per salvarsi, Eric ha fatto di tutto, al punto da chiedere un certificato di idoneità sportiva mentre era ancora in ospedale, perché i guerrieri non vogliono guardare la vita, vogliono viverla. Le emozioni che si provano a tornare in campo sono senso di libertà, felicità, gioia e spensieratezza. La prima volta che ho ricalcato un campo da calcio è stata un'emozione unica, non sembrava vero. La forza la trovo in più punti, uno è la mia famiglia e altri sono per dare un esempio a tutte le persone che magari si sentono sole o si sentono diverse per questa sfortuna, chiamiamola, e questo è stato un punto importante per far sì che continuassi a lottare. Adesso Eric ha un sogno, grande come la sua determinazione. Il mio sogno è di realizzare una squadra di calcetto composto da ragazzi e ragazze e che hanno avuto malattie oncoematologiche, perché credo che ognuno di loro abbia una storia e abbia qualcosa da dimostrare.